Faldoni, buste, copertine e fotocopie. Tonnellate di carta che la dematerializzazione delle procedure burocratiche riduce o elimina, con benefici anche per le gare pubbliche. In linea con la legge regionale 26 del 2014, che ha anticipato il codice degli appalti, la Regione Friuli Venezia Giulia è oggi dotata di una piattaforma digitale denominata e-Appalti, sulla quale sono convogliate tutte le gare per la fornitura di beni, servizi e lavori bandite dall'amministrazione regionale, dagli enti regionali, dall'Egas e dagli enti del sistema sanitario, dall'INSIE e dalle altre società regionali in-house e dai comuni e dalle UTI del Friuli Venezia Giulia. Gli appalti per gli operatori economici vuol dire essenzialmente riduzione dei tempi e semplicità nell'accesso alle procedure informatiche, nonché una riduzione dei costi e la massima trasparenza delle procedure. Prestazioni appaltanti vuol dire essenzialmente una professionalizzazione delle stazioni appaltanti stesse, una riduzione dei costi, una semplificazione delle procedure e una garanzia di tutti i procedimenti connessi. Per i cittadini vuol dire una riduzione dei costi, perché la semplificazione in questi termini porta sicuramente a una riduzione della spesa pubblica. Per utilizzare gli strumenti disponibili sul portale è sufficiente una registrazione e a carico degli utilizzatori non è previsto alcun costo. e-Appalti è stata pensata non solo per la Regione, ma per tutti gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha voluto estendere un obbligo che riguardava solamente le città di committenza, dando la possibilità a tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia di accedere a questa nuova piattaforma. Come si concilia la piattaforma regionale con gli strumenti nazionali messi a disposizione da Consip, come le convenzioni e il mercato elettronico? Con questi strumenti c'è una diversità di campo, di perimetro, per cui la nostra piattaforma opererà essenzialmente sul mercato regionale e a favore degli enti locali. Consip fa delle scelte diverse, per cui non c'è integrazione, ma non c'è neanche sovrapposizione di funzioni. Per far sì che i soggetti interessati possano utilizzare perfettamente la piattaforma digitale sugli appalti, la Regione ha pianificato una serie di iniziative formative sia per le pubbliche amministrazioni sia per le imprese, attraverso incontri e mediante supporti online che saranno pubblicizzate nelle prossime settimane.